uccidere, il drammatico racconto dell'autista CTV picchiato brutalmente da un gruppo di 10 persone all'alba di domenica scorsa mentre era in servizio. Sfilano a un turista serbo un portafoglio con oltre 4.000 euro in contanti all'outlet di Noventa, denunciate dai carabinieri 2 donne senza fissa dimora dell'Est Europa. Allarme Maranza a Jesolo, gruppi di giovani che organizzano tour alcolici e sfide estreme da postare sui social. Il sindaco De Zotti annuncia tolleranza zero, il comune ha disposto misure severe. Sotto organico con turni di lavoro massacranti, ferie non concesse, straordinari non pagati, la protesta degli aeroportuali al Marco Polo, voli cancellati, ritardi accumulati per ore. Negato l'uso della sede per l'assemblea sindacale, braccio di ferro tra la municipalità di Chirignago Zellarino e l'RSU che attacca è un comportamento antisindacale. La chiesetta della Rana di Marghera giudicata all'asta un privato, ma ora la speranza è che intervenga la sovrintendenza ai beni architettonici. Unico in Italia, un centro tecnologico per la formazione di professionisti della logistica sta crescendo proprio accanto alla sede dell'autorità portuale di Venezia, fornirà personale qualificato. Buonasera, bentrovate edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con le notizie, la cronaca in primo piano. A Temuto lo volessero uccidere, il drammatico racconto dell'autista della CTV picchiato da un gruppo di 10 persone domenica scorsa. Ho avuto paura che fossero armati di armi da taglio e che continuassero. Quando dice che la insultavano, che cosa le dicevano? Figlio di finocchio, ti spacchiamo la bocca, ti tagliamo la testa. Ha pensato l'avrebbero pure ucciso, la furia del branco sembrava inarrestabile, ci racconta commosso l'autista CTV di 52 anni di Salzano della linea 5E, violentemente pestato dal branco dei 10 all'alba di domenica scorsa. Ho avuto paura che dopo i pugni tirassero fuori un'arma da taglio e mi colpissero con quella. L'ematoma all'occhio sinistro con il trauma dei capillari scoppiati dopo il violento pestaggio subito dal branco e così per le lesioni con tagli e lividi tutto attorno ai lati del labbro sinistro, spaccato in più punti dalla brutale aggressione, le uniche parti visibili che ci permette di riprendere nel corso di questa toccante intervista. Il perché è lui stesso a dirlo. C'è da avere paura. C'è andare a lavorare con la paura di venire aggrediti così, meglio fare un altro lavoro. Ma facciamo un passo indietro, sono le 4:40 di domenica 26 maggio, giorno dell'agguato. Ho vissuto scene da arancia meccanica, i ragazzini saliti sul bus, di cui uno pure a torso nudo, erano già visibilmente strafatti, tra loro anche una coppia di amiche che però non ha preso parte al pestaggio. Ho pensato mi volessero uccidere, racconta l'autista visibilmente teso. Si presentavano già alterati e arrivavano probabilmente dalla discoteca che ce l'hanno Ale, come altre domeniche mattine che sono successe anni scorsi, prendevano la prima corsa per ritornare a Mestre o a Venezia. Lui, grande e grosso come un gigante buono, fortunatamente non ha mai reagito. Sono saliti con il pretesto di volere il mio cellulare, che io non ho voluto dare perché non l'avrei più rivisto, ho pensato non avrei più rivisto il cellulare. All'inizio hanno iniziato a insultarmi, io dopo hanno aspettato che io ripartissi con l'autobus, hanno sfondato il cancelletto che separa l'autista dai passeggeri e mi hanno colpito al volto, subito. La 5 è di domenica mattina, tratta che da Noale porta a Venezia, molto pericolosa, a detta di diversi autisti e CTV che oggi inviano la loro solidarietà al collega aggredito. Io quella corsa lì ho fatto tanto tempo fa. Io ho deciso di non fare mai più quella corsa là perché lo so che è una cosa tremenda. Ci sono tutti i ragazzi che escono e io mi sono c***ato addosso fino a Venezia. Sfilano a un turista serbo un portafoglio all'outlet di Noventa, denunciate dai carabinieri 2 donne senza fissa dimora. È
Era stato un borseggio quasi da record, quello di cui sono accusate 2 donne denunciate dai carabinieri della stazione di Noventa di Piave. Le due, una 44enne e una 37enne originarie dell'Est Europa e senza fissa dimora, ad inizio febbraio sarebbero riuscite ad alleggerire un turista serbo di un portafoglio con dentro 4.200 euro mentre si trovava in un negozio dell'outlet. I carabinieri hanno anche denunciato un 41enne, sempre dell'Est Europa, residente nel Padovano, per il furto di 2 portafogli e di un profumo, in questo caso a fine febbraio, ma sempre in un negozio del centro commerciale. I portafogli sono stati ritrovati durante una perquisizione domiciliare. Per tutti e 3 l'accusa è di furto aggravato. A Jesolo è allarme Maranza per il ponte del 2 giugno. Il sindaco De Zotti però avverte: troveranno tolleranza zero. Chi viene a Jesolo deve sapere che in questa città si viene per divertirsi senza eccessi. Non faremo sconti e per questo sono in vigore misure severe appositamente volute. Noi vi ricordiamo che i Maranza, secondo l'Accademia della Crusca, sono dei ragazzi appartenenti a dei gruppi di giovani che ostentano atteggiamenti da strada, particolari gusti musicali e capi d'abbigliamento vistosi. Spesso utilizzano un linguaggio volgare, in altri casi il termine si usa anche per indicare gruppi di giovani che fanno della violenza il loro tratto distintivo. Noi rimaniamo a Venezia perché c'è stato uno sciopero, una protesta degli aeroportuali del Marco Polo di Tessera. La settimana prossima dai fly del Marco Polo di Tessera partirà l'esposta in procura per le pericolose condizioni sanitarie cui sono costretti a lavorare gli autisti del bus navetta che dai gate accompagnano i passeggeri direttamente all'aereo. Abbiamo dei mezzi che sono molto vecchi, obsoleti, dove c'è puzza di olio combusto e carburante all'interno della cabina. Tra l'altro Perché non c'è manutenzione da anni, perché mancano le guarnizioni di chiusura dei vani che devono sigillare il motore, non ci sono, in molti finestrini non funzionano, ancora peggio ci sono sedili che sono ridotti alla sola struttura metallica. Tra le problematiche emerse nel corso dello sciopero di 24 ore allo scalo veneziano, del personale addetto ai varchi di sicurezza e degli handler, pesantemente sotto organico, soffrono turni di lavoro massacranti, ferie non concesse e straordinario non pagato tra i tanti problemi. Già 7 dipendenti in fuga nel solo mese corrente, raccontano nel corso del presidio. A spanne 1 a 100 perché di passeggeri è sempre molto alto il volume. Noi dobbiamo mantenere delle tempistiche di velocità, ma al contempo dobbiamo mantenere uno standard qualitativo che deve essere molto alto. Siamo assoggettati a continui controlli, audit qualitativi, però di altra parte non abbiamo la possibilità di una formazione che sia continua e necessaria. Voli cancellati e ritardi su ritardi accumulati per ore, lo specchio di quanto è registrato al Marco Polo di Tessera fino alla mezzanotte di martedì 28 maggio, per questo sciopero che per i fly continuerà a oltranza, dicono, finché non troveranno una quadra anche con il prefetto. Tutte cose che possono solo portare benessere al lavoratore e lavorare meglio, in un ambiente che sta diventando sempre peggio. Negato l'uso della sede per l'assemblea sindacale braccio di ferro tra la municipalità di Chirignago e Zelarino. Nell'organizzare l'assemblea plenaria per la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato, l'RSU del Comune di Venezia ha effettuato come da prassi la richiesta di una sede, visto che al sindacato non è mai stata assegnata una. Ci sono state offerte le 2 opzioni che oramai più frequentemente vanno di moda adesso, che è Marghera e Zelarino, la sala del Consiglio della Municipalità. Noi per comodità abbiamo scelto Zelarino perché le altre 2 assemblee erano state fatte a Zelarino. Presa la decisione, è stata comunicata via email all'ufficio relazioni sindacali con data e orario per lo svolgimento dell'assemblea, ma purtroppo oggi la responsabile del servizio mi ha comunicato che non può più attribuirmi la sala di Zelarino in quanto c'è stato un niet da parte dell'organo politico del presidente della municipalità di Zelarino. Bulla
è dunque andato su tutte le furie e ha contattato personalmente il presidente. Ha detto che sostanzialmente lui faceva riferimento a una delibera del 97 che ormai è deceduta, diciamo, come delibera, perché nel mentre le municipalità hanno cambiato anche aspetto giuridico, e che non gli interessava, non gliene fregava assolutamente, io dico fregava, il termine è stato un altro, delle riunioni della RSU, e lui ha ritenuto opportuno dare il suo diniego all'utilizzo della struttura. E io ritengo che questo sia un limitare le agibilità dell'organismo più rappresentativo di tutti i sindacati e dei lavoratori. Poi denuncia. Da quando si è instaurata questa amministrazione noi non abbiamo più potuto fare assemblee nei punti cardine delle sedi, anche se l'accordo quadro prevede di fare nei siti dove ci sono maggiori colleghi di lavoro. Quindi noi Caffarsetti non l'abbiamo più avuto, via Palazzo non l'abbiamo più avuta, è antisindacale, palesemente antisindacale. La politica ora, dalle comunità energetiche al campus scolastico fino all'ospedale. Carlo Fascina presenta il programma con il quale si candida a sindaco di Noale. Noale ha bisogno di una svolta ed è per questo che alle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno mi candido alla carica di sindaco assieme a una squadra fatta di giovani e anche meno giovani, preparati ed esperti anche in gestione della macchina amministrativa. Sostenuto dalla lista civica democratica con Fascina per Noale e da Officina Noale, Carlo Fascina, avvocato, 55 anni, si candida alla guida del comune con un programma di cui riassume alcuni tra i punti fondamentali. Le comunità energetiche che permettano una vera transizione ecologica alla città e che forniscano fondi alle casse comunali, la creazione di un campus scolastico che accolga i bambini fin dal nido comunale, che da noi manca, fino alle scuole medie e che dia spazi adeguati per una didattica degna di questo nome. E infine la contrattazione con gli enti competenti sovracomunali perché si possa far riacquisire al nostro patrimonio quello che è sempre stato nostro, cioè l'ospedale di Noale. Lo slogan della campagna elettorale di Carlo Fascina per la carica di sindaco è tutta un'altra storia a marcare la differenza con gli altri candidati. I contendenti miei che si presentano come candidati sindaco hanno tutti già avuto la loro occasione, hanno amministrato per almeno 10 anni ciascuno. Ora si tratta di dare una svolta, di prendere velocità e di far acquisire a Noale il posto che essa merita. L'asta per la chiesetta della Rana di Marghera se l'è aggiudicata un privato, ma ora la speranza è che intervenga la sovrintendenza ai beni architettonici. Con una base di partenza di 10.300 euro, l'asta per acquistare la chiesetta della Beata Vergine delle Grazie della Rana di via Fratelli Bandiera a Marghera se l'è aggiudicata un cittadino privato al momento sconosciuto per 40.300 euro. Le offerte al rialzo sono arrivate poco prima della chiusura della gara online, quadruplicando il prezzo di partenza. Tra i partecipanti c'era anche l'assessore comunale Boraso a titolo personale, che però si è fermato dopo una certa soglia. In caso l'avrebbe poi donata al comune. L'aggiudicazione però è ancora provvisoria perché se la soprintendenza ai beni architettonici deciderà di intervenire potrebbe scattare il diritto di prelazione per acquistare l'edificio del 1500 con annessa officina. Dopodiché il comune, che nei mesi scorsi ha lavorato cercando di evitare la procedura all'asta, sarebbe pronto a intervenire, naturalmente al prezzo finale di 40.300 euro, per farsi carico della spesa, oltre che del restauro della chiesetta. Un centro tecnologico unico in Italia per la formazione di professionisti della logistica sta crescendo proprio accanto alla sede dell'autorità portuale di Venezia. Quando la nave lascia San Basilio, la laguna di Venezia è flagellata da un maltempo tale da rendere difficile la navigazione persino sul canale della Giudecca. Le condizioni di navigazione peggiorano una volta usciti sul bacino di San Marco, tanto che lungo il percorso verso la bocca di Porto del Lido ci troviamo quasi a rischio collisione con un'altra nave incrociata all'altezza di Sant'Elena. In realtà non ci siamo mai mossi da San Basilio. Il viaggio virtuale a condizioni meteorologiche estreme al limite dell'impossibile è stato con
un simulatore che peraltro presto sarà sostituito da uno ancora più avanzato in quello che è il primo hub formativo ad alta tecnologia per la logistica in Italia. L'unicità che abbiamo noi è che metteremo insieme un simulatore di nave che sarà assistito da un simulatore della guida piloti e dei rimorchiatori. Metteremo insieme però anche un simulatore per la conduzione dei treni e ultimo non per ultimo anche delle grandi gru portuali. Questi 3 nuovi simulatori vanno ad aggiungersi a quello che è il laboratorio tecnologico per la realizzazione, quindi progettazione e realizzazione di magazzini per la logistica. Unica in Italia l'Accademia della Logistica e del Mare di Venezia per la formazione di professionisti della logistica e studenti ITS Marco Polo Academy è nata in collaborazione col Centro di Formazione Logistica Intermodale VEMARS. Si trova proprio di fronte all'autorità portuale con ricadute economiche dirette sul reperimento di personale qualificato. Questa è una concreta possibilità di fare avvicinare le ragazze e i ragazzi di questa città, di questa regione, a uno dei lavori più belli credo che io abbia incontrato nella mia vita professionale. L'abbiamo fatto questo centro sul waterfront proprio perché il nostro processo di riqualificazione della città non è solo un progetto che stiamo facendo, ma è una realtà che già esiste e quindi come dire, la localizzazione e la geografia è importante, che è un luogo in cui noi produciamo valore e costruiamo il futuro dei ragazzi. Un progetto di sensibilizzazione che ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di cartelli da posizionare nei parcheggi disabili. Vediamo il servizio di Ilaria Marchiori. Lascia il parcheggio a chi ne ha diritto. Circa 250 dei 450 totali ragazzi e bambini delle scuole veneziane hanno preso parte alla giornata conclusiva dell'itinerario educativo a braccia aperte #accessibilità, ideato dall'associazione Oltre il Muro. Ognuno è stato chiamato a realizzare un cartello stradale per i parcheggi disabili e il più significativo posizionato poi nell'area esterna del centro commerciale Nave de Vero. Andiamo fieri e orgogliosi di questo progetto, con la speranza che questi cartelli facciano capire alle persone che vanno a abusare di un posto per le persone con disabilità che stanno commettendo un errore. E di sicuro i ragazzi hanno realizzato dei disegni, questo ne è un esempio e sono sicuro che sarà di forte impatto. Parliamo ai bambini, ai più piccoli, ai ragazzi con il loro linguaggio di temi che a volte pensiamo ancora che siano solo per gli adulti, ma che in realtà poi ci sorprenderanno nel momento in cui gli stessi bambini si avvicineranno, approcceranno con la loro curiosità. Il progetto, nato a gennaio, ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sulla disabilità, partendo proprio dalla storia di Pietro Martire. Io mi sono fatto male giocando a calcio nel 2004, mi sono procurato una lesione al midollo a causa di una partita di calcio e sono giusto 20 anni che sono, come dico sempre, su questa bellissima sedia a rotelle e dico che da lì in poi è iniziato il mio secondo tempo. Lo sport credo sia il veicolo che mi ha reso l'uomo che sono oggi e mi ha dato la forza per reagire a quello che mi è capitato. Di sicuro una grande forza me la danno anche i loro ragazzi quando per la prima volta ho incominciato ad andare a parlare nelle scuole. Dopo il mio racconto loro mi fanno una valanga di domande. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.